L'Autorità Portuale di Venezia ha presentato i risultati del progetto europeo Channeling, che ha l'obiettivo di individuare le soluzioni più efficaci per garantire la navigabilità del canale Malamocco-Marghera, salvaguardando allo stesso tempo l'ambiente della laguna. Il canale Malamocco-Marghera è un importante collegamento marittimo tra i mercati del Veneto e quelli d'oltremare, lungo 12 km e percorso da navi di grandi dimensioni che possono causare danni alle sponde e al fondale marino. Lo studio, condotto dal Danish Hydraulic Institute di Copenaghen, ha utilizzato i moderni strumenti di simulazione per valutare gli impatti del traffico navale sul canale. I risultati hanno dimostrato che la riduzione della velocità delle navi è la misura più efficace per ridurre l'erosione delle sponde e la dispersione dei sedimenti. Ma forse non serve essere scienziati per capire questo. Scusate il commento. Inoltre, lo studio ha individuato la necessità di interventi di adeguamenti delle infrastrutture portuali e di realizzazione di opere morfologiche come le barene in grado di proteggere le sponde e di limitare gli effetti erosivi delle onde. Secondo i risultati dello studio, il pacchetto di soluzioni previste dovrebbe portare ad una significativa riduzione degli impatti ambientali del traffico navale sul canale Malamocco-Marghera. In pratica basta andare più piano. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.